Secondo weekend di luglio ad Agrigento, come da tradizione, domani è la seconda domenica di San Calogero, definita dai forestieri. Fede, tradizione, religione e paganesimo si fondono nella festa per eccellenza degli agrigentini, quella del Santo Nero, del Santo dei Miracoli. Una festa di popolo, un atto di amore nei confronti di San Calogero che salvò la città dalla carestia. Un omaggio, una devozione che non conosce limiti ed età. Domani la conclusione dei festeggiamenti. Il santuario apre alle 5, la prima messa di giornata è alle 6 del mattino, poi la tradizionale alborata, lo sparo dei mortaretti alle 7, quasi a svegliare gli agrigentini. Alle 9:30 la sagra del grano. San Calogero lascerà il simulacro alle 13, come vuole la tradizione, l'uscita del santo tra la folla e le 1000 richieste di grazia. Il santo è portato a spalla dai devoti e dai portatori, riuniti da anni nell'associazione. La processione serale inizia alle 21 con la banda di fuochi pirotecnici ed in occasione della festa di domani cambia la viabilità. L'amministrazione comunale fa sapere che domenica 8 luglio, a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Marconi. Per la sosta dei motocicli e ciclomotori è stata riservata l'area di sosta della salita Coniglio dalle 7 e fino a cessato bisogno.